Confiderò in ogni tempo, confiderò, tu sei il mio aiuto, la mia salvezza, la sicurezza dei giorni miei. In te io vinco le mie battaglie, con te io muovo le montagne, sempre al sicuro mi fai abitare e fino alla fine avrai cura di me. In te io vinco le mie battaglie, con te io muovo le montagne, sempre al sicuro mi fai abitare e fino alla fine avrai cura di me. In te io vinco le mie battaglie, con te io muovo le montagne, sempre al sicuro mi fai abitare e fino alla fine avrai cura di me. In te io vinco le mie battaglie, con te io muovo le montagne, sempre al sicuro mi fai abitare e fino alla fine. Ancora una volta, in te io vinco. In te io vinco le mie battaglie, con te io muovo le montagne, sempre al sicuro mi fai abitare e fino alla fine avrai cura di me. Di me, oh, di me, oh, di me, oh, di me, Grazie Gesù. Grazie Gesù. Padre, riconosciamo questa sera che è un privilegio per noi trovarci qui. Ti ringraziamo, Signore, per la tua fedeltà questa sera. Siamo qui insieme per lodare e benedire il tuo nome, Signore. Siamo qui insieme perché abbiamo bisogno del tocco della tua mano sulla nostra vita, Signore. Signore, tu conosci i bisogni che sono in mezzo a noi e tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. La tua mano non si è riaccorciata, tu passeggi in mezzo al popolo che ti loda e ti glorifica perché tu vivi nelle lodi dei tuoi figli, Signore. Stasera vogliamo chiederti anche che tu possa accompagnare qui i nostri fratelli che stanno per arrivare da Napoli, Signore. Signore, ti ringraziamo perché siamo fiduciosi che tu li hai protetti, Signore. Ti ringraziamo. Questa sera noi desideriamo offrire a te un culto che sia accettevole, che possa raggiungere il trono della tua grazia, Signore. Padre, questa sera noi ti chiediamo che tu possa benedire dovunque e in qualunque luogo si sta lodando e benedicendo il tuo nome, dove i tuoi figli sono radunati nel tuo nome e in modo particolare, Signore, dove c'è un cuore rotto, dove c'è un'anima che ha bisogno di te, Signore, raggiungilo con la tua mano. Anche coloro che ci stanno seguendo attraverso il video, Signore, che la tua parola possa confortare, ristonare e sanare il loro cuore, come hai fatto con ognuno di noi. Padre, grazie per questo culto, grazie per questa serata, grazie per quello che tu hai già provveduto per ognuno di noi. Ti benediciamo e ti lodiamo nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen. Grazie, Signore. Oh, alleluia. benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno,
loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira e sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza, e il tempo mio qua giù finirà, la mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Chiesa, adora il tuo Re. Chiesa, benedici il tuo Signore. E tutto ciò che è in noi, benedica il suo santo nome. Egli è colui che ci ristora, è colui che guarisce ogni nostra ferita e ci corona di giustizia. Anima mia, benedici l'Eterno questa sera. Innalzalo per quello che Lui è, il Salvatore, il Redentore, l'Onnipotente Dio. Grazie. Alziamo le nostre voci e adoriamolo in spirito e verità. Non aver paura. Lui è sovrano. Tutto è in suo potere. Creiamo un'atmosfera di lode e di adorazione. Vogliamo abbandonarci a Lui, fra le sue braccia d'amore, perché è un Dio d'amore, è un Dio di misericordia, è un Dio di pietà. La Bibbia dichiara che le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Alleluia. Invocala con tutto il tuo cuore questa sera. Mettila al primo posto, affidagli la tua vita, i tuoi dubbi, le tue incertezze, affidagli le tue paure e egli ti ristorerà e tu lo incontrerai nella sua gloria, lo incontrerai nella sua presenza. Alleluia, a te la gloria, Signore. Alleluia a te, Signore. Santo, santo, santo è il nome del Signore. Santa è la sua presenza. Santo è il suo popolo. Alleluia, alleluia.
Ti invochiamo, Spirito Santo, ti invochiamo, Signore. Alleluia, oh, soffia, Spirito, soffia sulla Chiesa, tocca i nostri cuori, tocca le nostre menti. Alleluia, a te la gloria. Stasera quella porta si aprirà, sarà spalancata dal suo grande amore. Uscirai completamente rinnovata e trasformata. Il Signore afferrerà il tuo cuore e lo riempirà della sua gioia. Corri verso di Lui questa sera. Alza le tue mani, afferrale. Afferra le sue mani questa sera. Alleluia, Gesù. Canteremo il prossimo canto, Degno, degno è l'agnello che siede su nel trono. Di gloria una corona ha. Lui regna in vittoria. Innalziamo Gesù, il Figlio di Dio. C'è una gioia che il mondo non potrà mai rubarci, fratelli e sorelle. I figli di Dio risplendono della gioia del Signore. Grazie, Padre. Grazie per la croce, oh Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio. Che grande amore, grazia mi donò, inchiodarono sue mani, con amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò. Adesso so che Gesù mi perdonò. Degno è l'agnello, siede sul suo trono, di gloria una corona ha, regna in vittoria. Innalziamo Gesù, il Figlio di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello, degno è l'agnello. Grazie per la croce, oh Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio. Che grande amore, grazia mi donò, inchiodarono le sue mani, con amor soffrì per me, il suo sangue
innalziamolo. Il figlio di Dio, colui che crocifisso fu, degno è l'agnello, 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 Degno sei, Signore. siede sul suo La lode, trono, Signore, alla tua Chiesa. di gloria una corona, regna in vittoria, innanzi a Gesù, il figlio di Dio, colui che crocifisso fu, degno è l'agnello, degno è l'agnello, Degno sei, Signore. degno è l'agnello, degno è Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Signore, chi più di noi questa sera può esclamare queste parole: degno è l'agnello, l'agnello che è stato immolato per i miei peccati. Degno, degno sei, Signore. Grazie perché tu hai preso il posto mio, Signore. Grazie per la vita che mi doni ogni giorno, Signore. Ma soprattutto, Signore, grazie perché hai scritto i nostri nomi nel libro della vita. Non avremmo mai potuto comprare la salvezza, Signore. Ti ringraziamo perché solo e per mezzo del sangue del tuo figliolo Gesù noi possiamo ricevere la salvezza e la vita eterna. Grazie, Signore. Signore, grazie che l'onore è qui questa sera con noi. Grazie, Signore. Non possiamo fare altro che dire che la tua fedeltà è grande, Signore. Grande è la tua fedeltà, Signore. È quella che non viene mai meno, Signore. Questa sera ci sono in mezzo a noi dei cuori che sono appesantiti, Signore. Ti prego, Signore, che tu possa toccare il loro cuore, che possano uscire da questo luogo completamente cambiati e trasformati. Perché tu sei l'unico, Signore, che può cambiare il cuore dell'uomo. Signore, grazie perché chi ti cerca ti trova. E questa sera, Signore, sono certo che tu toccherai i cuori, che tu, Signore, libererai quanti sono afflitti, quanti sono scoraggiati, quanti hanno paura. Signore, tu sei l'Iddio che libera, che sana e che battezzi nello Spirito Santo. Signore, come tu hai liberato Lazzaro, lo hai chiamato da quella tomba, ancora questa sera sei potente da chiamare fuori un Lazzaro in mezzo a noi, per uscire fuori da quella condizione. Grazie, perché tu non sei cambiato, sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Alleluia. Andiamo a cantarlo quel cantico. Gloria a Gesù. No, il cantico Lazzaro, vieni fuori.
risuscitò. Gloria a Gesù. Vorrei che ascoltassimo le parole di questo canto, perché sono certo, lo sento nel mio cuore, che qualcuno in mezzo a noi questa sera deve uscire fuori da una condizione, da una situazione. E mentre ascoltiamo questo cantico, fai tu di quelle parole di questo canto il tuo canto, il desiderio del tuo canto. Se sei stanco di stare in piedi, puoi anche accomodarti, ti puoi sedere, ma ascoltiamo le parole di questo canto, di questo inno. Gloria a Gesù. Maestro, ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo, rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Maestro, ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo, rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Tu sei la vita, la forza dentro me, tu sei figlio di Dio, mi fai vincere, Signore di tutto in me, già sento la tua voce, mi hai chiamato per vivere una storia di potere. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso,
per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Risuscitami. Alleluia! Gloria a Dio! Amen! Accomodatevi un attimo. Poi... Dov'è Eleonora? Me la porti qui? Per favore? Sì, andate. Sì. Eleonora dov'è? Alleluia. Dov'è il cucciolotto? Lele, vedi, tutti vogliono salutarti, tutti quanti. Allora, come è stato detto, Eleonora viene fuori da un intervento molto delicato. Vogliamo ringraziare il Signore che è qui in mezzo a noi. E allora, come è stato detto anche da sua mamma, l'ho detto prima che prendo la campanella. Voi sapete quando prendo la campanella che succede? Allora, prima che prendo la campanella, non la potete stringere perché ancora le ferite, ovviamente, che ha subito. E vedete, io la tengo da sotto perché non si può, ma è qui, è un miracolo. Dio è stato fedele. Lele, guarda, questo è per te. Questo è per te. Cosa si dice? Grazie. Ok, andiamo a ringraziare il Signore, vero? Tutti quanti insieme, perché Dio è stato fedele con noi. È fedele. Amen. È una gioia poterle vedere. Poi Giulia sicuramente e Gildo domenica prossima ci racconteranno anche la loro testimonianza. Bene, quando prendo questa qui, anche per le persone nuove, noi dopo la lode, l'adorazione che abbiamo, facciamo una cosa, ci salutiamo tutti quanti. Ci abbracciamo, diamo il benvenuto alle persone nuove che sono in mezzo a noi per le prime volte e quindi alla terza campanella, perché la ricreazione non finisce più. So che... E allora qualcuno mi ha regalato una campanella, ha detto: pastore, penso che hai bisogno di una campanella. E allora alla terza campanella ci sediamo, dobbiamo riprendere. Quindi adesso, se volete dare il benvenuto, volete salutare i fratelli, volete salutare altre, le persone nuove, fatelo pure, abbracciatelo, perché il culto, nel culto di adorazione fa parte anche questo. Amatevi l'un l'altro, amen. Dai benvenuti alle persone che sono in mezzo a noi per la prima volta. Saluta almeno 10 persone, poi ti puoi sedere.
Vogliamo riprendere il nostro culto? Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Quanti stanno meglio di come sono entrati? Gloria a Dio. Un abbraccio fa bene, vero? Fa bene un abbraccio? So che qualcuno non piace, ci sia qualcuno che non piace essere... Invece c'è qualcuno che non ha mai ricevuto un abbraccio in vita sua, un abbraccio affettuoso, d'amore fraterno, da un genitore, da un papà, da una mamma. E quindi è bello potersi abbracciare, potersi dire ti amo nell'amore del Signore, perché non possiamo fare il nostro culto al Signore se non ci amiamo l'un l'altro. È così che dice la parola di Dio, no? Non dice così. Prima di offrire il tuo culto va da tuo fratello e riappacificati con lui. Amen. Non si può vivere con delle situazioni all'interno di noi, delle difficoltà, ma noi vogliamo essere liberi nello spirito per poterci amare e rispettare l'uno con l'altro. Amen. Gloria a Dio. Bene, come vedete i nostri fratelli da Napoli non sono ancora qui, mi dispiace perché stanno viaggiando dalle 7 di questa mattina. Quindi hanno trovato un incidente a Firenze, da quello che avevo sentito, e mi avevano detto che per le 7 sarebbero arrivati qui e c'è qualcuno lì con il telefonino in mano che aspetta nel caso, e sono qua dintorni perché il nostro parcheggio è pieno. E anche quassù hanno riempito di macchine che non si può di pomeriggio perché il negozio è aperto. Quindi magari, perché quel parcheggio lì va lasciato per il negozio sopra, quindi magari viene il proprietario sicuro come l'altra volta e ci dice di spostare le auto. Ma questa è colpa mia che non ho avvisato nessuno di voi all'inizio. Purtroppo ci vuole un parcheggiatore, abbiamo bisogno di qualcuno che aiuta a parcheggiare. Gloria a Dio. Ma siamo felici perché ci può mancare tutto, ma una cosa non deve mancare quando ci riuniamo. Che cos'è che non deve mancare? La presenza del Signore. Amen. Quello che fa la differenza non è né un bel locale, né una bella chiesa, minata così chiesa, locale di culto. Non è quello che fa la differenza. Quello che fa la differenza in mezzo al popolo di Dio è la presenza del Signore. E la presenza del Signore c'è quando c'è un'anima che viene per incontrarlo. Una sola anima che viene per incontrare Gesù, lui è qui per toccare la vita di quell'anima. Amen. Anche se noi sappiamo che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, quindi non sono le mura, siamo noi che formiamo la Chiesa. Amen. Siamo noi che formiamo la Chiesa. Voglio dare il benvenuto per quanti sono per le prime volte in mezzo a noi. Dio vi benedica grandemente. E questa sera abbiamo anche il piacere di avere con noi Pastore Giorgio Bosi, sua moglie. È un piacere per noi avervi qui. Noi ci conosciamo da poco tempo, ma sembra che ci conosciamo da una vita, ma veramente, proprio quello che a volte il Signore fa in mezzo a noi. Allora io darei spazio in modo particolare, se sua moglie vuole portare una testimonianza, vuole dirci qualcosa, vogliamo dare la libertà a lei, a Fiorenza, vero? Fiorenza, vieni pure, gloria a Dio. Portate un microfono o... Vieni qui. Pace fratelli, è una gioia essere Ti con arriva il voi. microfono, Fiorenza, eccolo qui. Grazie. È una gioia essere con voi. È sempre un'emozione parlare del grande amore del Signore. Io che lo conosco da tanti anni, ma il Signore è un Dio che si rinnova ogni giorno. E credo che oggi posso passarvi un versetto che il Signore ha passato a me e che io voglio regalare a voi, perché ognuno di noi è un caso particolare. Noi crediamo di essere unici, di avere tutti i problemi noi, gli altri non ci capiscono. In realtà noi siamo speciali e ognuno di noi ha il suo problema.
E quando io ero nei problemi difficili, in questo ultimo periodo della mia vita, il Signore mi ha parlato con questo verso che vi passo in Abacuc, che dice: io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila sulle tavole, perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Ecco, se tarda, aspettala, certamente verrà e non tarderà, perché il Signore è sempre puntuale con noi. Noi eravamo nelle difficoltà, eravamo su una strada qualche mese fa, ma il Signore ha provveduto per noi in maniera splendida. Il vostro pastore è venuto a trovarci e ci ha fatto un grande piacere, ma il Signore è puntuale e ci dà più di quello che ci necessita. Quello che noi avevamo chiesto, il Signore ce l'ha dato, ma non per un uso così di nostro godimento, è proprio perché Lui ha un piano perfetto per ognuno di noi. Per cui sia che siate nel benessere, sia che abbiate un problema, mettetelo davanti al Signore, Lui vi sorprenderà come sempre, perché è un Dio regale. Amen. Gloria a Dio, grazie. Adesso prima che noi passiamo sempre, perché non vorrei che per coloro che sono per le prime volte in mezzo a noi non sentitevi liberi, non vi preoccupate, e voglio anche dirvi gli annunci che abbiamo. Martedì sera abbiamo l'incontro qui perché i fratelli da Napoli partiranno mercoledì, quindi faremo un culto martedì sera, va bene? Inizieremo alle 20:30 come di solito, quindi avremo un culto di adorazione con loro. Stasera loro dovevano suonare, dovevano cantare, quindi martedì sera faranno loro, canteranno, loderanno il Signore, quindi daremo spazio a loro, faranno il culto di adorazione. Domani sera, loro comunque domani vanno in giro, dovrebbero andare perché dovevano andare a Verona, volevano andare al Gardaland i ragazzi, i giovani, ma con la pioggia sicuramente non è fattibile. Quindi molto probabilmente andranno a Venezia, quindi acqua di sopra, acqua di sotto, non c'è problema. Tutt'al più gli daremo delle pinne, che quindi faranno prima nuotare al posto di prendere, quindi sarà bene. Invece martedì hanno messo bel tempo, spero, e quindi andranno a Venezia. Però la sera saranno qui a cenare. E se volete venire a conoscerli, perché poi avremo soltanto martedì, ma se volete venire la sera per conoscere, stare un po' insieme, sentitevi liberi perché ceneranno in chiesa, va bene? Ecco, giovedì sera avremo lo studio biblico come stiamo tenendo al giovedì, non viene spostato nulla, giovedì sera avremo lo studio biblico. Adesso vogliamo ascoltare il messaggio della parola di Dio? Vogliamo ascoltare il messaggio della parola di Dio? Va meglio, sì, va meglio. Giorgio, vieni, gloria a Dio. Alleluia, gloria a Gesù. Sentiti a casa tua. Già fatto, va bene così? Già fatto, grazie Signore. Un caro saluto a tutti quanti voi, anche gli amici che magari si trovano qui per la prima volta. È un piacere. Vedete che siamo venuti per stare insieme a voi, ci dispiace per l'altra volta che avevamo promesso di venire, ma eravamo presi dal forum della famiglia, il convegno mondiale a Verona, siamo andati troppo avanti e ho mancato di una promessa, però sono qua e questo mi fa molto molto piacere assieme a mia moglie e non vi molliamo, diciamo così, no? Vi chiedo anche di pregare per la corda a tre capi, per chi sa questo ministero nostro così importante per le coppie. La situazione diventa sempre più dura, nel senso che arrivano coppie veramente disastrate, arrivano una grande sfida da parte
nemico e da parte del Signore, e noi vogliamo vedere il Signore che vinca e che i matrimoni si risaldano, che sia davvero una prospettiva come quella che il Signore vuole quando si è inventato questa meravigliosa istituzione, il matrimonio. Se l'è inventato Lui per darci una prospettiva gloriosa nel vedere Cristo e la sua Chiesa come sposa, e questo deve essere protestato, e questo deve essere combattuto, e questo il Signore deve vincere, assolutamente, perché molto spesso diceva Gary Chapman, quel consulente cristiano ormai di 80 anni che abbiamo ascoltato un'intera giornata un mese fa, più di un mese fa, alla conclusione disse: sapete perché la Chiesa non incide molto spesso nel tessuto sociale? Perché i loro matrimoni, scusa sorella, hai ragione, lo so, me lo dice sempre, toccherà fargli il regalo a Natale. Sapete perché la Chiesa non incide spesso sul territorio e sul tessuto sociale? Perché alle volte i matrimoni nostri non sono così santi, non sono così belli, non sono così larghi nella benedizione verso il prossimo, che lasciano il segno e dicono: ah, però c'è qualcosa di diverso in quella coppia. Ed è vero, c'è il Signore Gesù, e questo spandere il profumo di Cristo per una coppia è qualcosa di trascendente, qualcosa di grande, e se ci sarà spazio ne potremo vedere ancora di cose belle. Ma veniamo al dunque. Questa sera pensavo ad un elemento così bello per tutti quanti noi, che è essere invitati. Che dite? Penso che a tutti quanti noi faccia piacere essere invitati a un matrimonio. Non correte subito a pensare quanto costa il regalo, ma è bello essere invitati ad un convivio, ad un banchetto. È bello trovarsi invitati, non so, ad un corso per migliorare le nostre performance lavorative. È bello essere invitati comunque perché ci considerano, perché abbiamo bisogno di qualcosa di più, e se non altro perché abbiamo bisogno di stare assieme e condividere i nostri talenti. Parlo dell'alveo cristiano, parlo dell'assemblea come quest'oggi, ma al di là di questo, la parola di Dio, che ci supporta e che ci meraviglia ogni giorno, parla di diversi inviti, e nello specifico nel Nuovo Patto troviamo Gesù Cristo che spesso e volentieri invita quel manipolo di pescatori, di uomini ignoranti che non capivano nulla in quel momento della loro vita. Eppure Gesù Cristo li invita, e cosa li fa diventare? Per chi avvezza la parola di Dio sa cosa sono diventati, non soltanto quei 12 apostoli, che da gente ignorante è diventata discepola del Signore. Bene, un altro invito ancora più toccante, quando il Signore Gesù nel suo ministero pubblico dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. E la figura di Gesù Cristo è un continuo percorso di inviti, di aperture. Sapete, io vengo anch'io, forse parecchi di voi, non lo so, da un tessuto religioso dove mi è stato imposto di diventare cristiano da bambino, mi sono state imposte delle preghiere, un regolamento, dei riti, tutto mi è stato imposto. Quando invece quest'oggi possiamo mettere in evidenza che il Signore Gesù oggi ti invita, ci invita ad un banchetto particolare. In quest'oggi, per adesso comunque non mangiamo e non ci nutriamo fisicamente, ma possiamo però godere della sua parola, nell'aspetto dell'invito. Egli non ci impone né di cambiare religione, né di avere dei regolamenti, né di poter cambiare il pensiero, ma ci invita sicuramente a nascere di nuovo, a scoprire, come abbiamo cantato, una realtà nuova. Ci invita, non si impone, si propone. Ed è la signoria di Cristo, è la signorilità di Cristo. E questa mattina, questo pomeriggio, accade la stessa cosa. Ci troviamo nel posto sbagliato, nel momento sbagliato? Penso proprio di no. Se non altro perché questo libro, che si sintetizza, dice: cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, ci incute non paura, ma rispetto. Che cosa hai da dirmi, Signore, e che cosa vuoi invitarmi a fare? A fare nulla. E vi sintetizzo in questo passaggio, se volete seguirmi, sta in Isaia capitolo 55, passaggio importante, perché il Signore non invita in maniera secca: o vieni o non vieni, statene a casa. È un passaggio che ancora crea dialogo fra me e te, fra Dio e la creatura.
Dal capitolo 55 al verso 1 leggo: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte, perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci, nazioni che non ti conoscono accorreranno a te, a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché egli ti avrà glorificato. Mi fermo qui per un attimo. E c'è un crescendo. E ancora una volta, anche se siamo nell'antico patto, vediamo che Dio si occupa a invitare l'uomo, non a cambiare religione, non a cambiare atteggiamento, ma si occupa a invitare l'uomo a che cosa? Ad ascoltarlo. E allora lì cambia tutto nella vita di un uomo. In un altro passo c'è scritto: porgete l'orecchio, ascoltate e applicate.